Grazie cari amici, grazie cari amiche, grazie ai parlamentari, grazie ai consiglieri regionali, grazie agli amministratori locali che sono presenti in forza, grazie a ciascuno di voi, grazie a tutti quegli uomini e quelle donne che abbiamo incontrato in questa breve ma intensissima campagna elettorale, che sono in gran parte richiamati anche in quel tabellone, ci sono le foto di molti degli incontri. Grazie per le parole di vicinanza, di sostegno, per l'incoraggiamento, grazie per la passione che mettete, grazie per tutto quello che riuscite a trasferirci e che diventa il carburante, il combustibile, diventa la nostra passione, diventa la motivazione per portare avanti una battaglia quotidiana che, credetemi, non è facile, ma che portiamo avanti e vogliamo portare avanti con la massima determinazione. Oggi qua in questa sala non c'è solo tanta gente, c'è anche, è stato detto, uno spirito, una motivazione, c'è una forza e c'è un fuoco che anima i nostri cuori, che ci fa nuovamente sperare, ci dà la speranza, ci dà la possibilità di vedere un futuro migliore, di vedere anche a portata di mano un risultato. Ci sono valori, c'è passione, c'è lo spirito dell'autonomia, lo spirito autonomistico, cioè quello spirito che in qualche modo non solo caratterizza il pensiero, il quotidiano, le nostre azioni, ma che ha anche caratterizzato in modo forte la coalizione che guida la Regione. E pensando a quella coalizione non posso fare a meno di passare da questa sala, da questa campagna elettorale a un'altra campagna elettorale che è stata altrettanto emozionante, che è stata ricchissima e che è stata anche una campagna vittoriosa, quella delle regionali del 2009. Anche allora come oggi si aggiravano per la strada molte Cassandre, dicevano che non ce l'avremmo fatta, così come oggi e poco tempo fa, appena poche settimane fa, dicevano per il Popolo della Libertà che era ormai finito, era al capolinea, che ormai si chiudeva un'epoca, si chiudeva un ciclo. Oggi sappiamo, lo dicono i sondaggi, noi non possiamo, siamo in una fase in cui non si possono citare i sondaggi, ma non servono i sondaggi, c'è un sondaggio che è quello della strada, che è quello che viene dal nostro essere quotidianamente nei territori, con la gente, con gli amministratori, con i cittadini. C'è un sondaggio che dice che ce la possiamo fare, che ci sono tutti i numeri, tutte le possibilità di farcela e soprattutto che c'è una grande motivazione, che c'è una grande differenza rispetto a quello che è lo scenario che si presenta rispetto agli altri. E d'altra parte basta fare qualche considerazione molto breve su quelli che sono i nostri avversari, a cominciare dal Partito Democratico, a cominciare dai sinistri, Bersani. Anche io ho seguito i dibattiti di questi giorni, avete ragione, non lo pronuncio perché pare che porti anche sfortuna. Però quel signore che parla dei felini, in realtà un collegamento con un felino ce l'ha, perché quel signore che è stato ministro delle infrastrutture, ministro dei trasporti, ministro dello sviluppo economico, è anche, non lo dobbiamo dimenticare, il padre, insieme a Visco, insieme alla maggioranza che allora lo sosteneva, di un'operazione che ha dato i canini e le unghie a una cosa che si chiama Equitalia, e quel signore è il papà di Equitalia, che la Equitalia poi sta facendo il crisi e non lo sta facendo. Allora non credo ci sia molto da dire, perché poi molto è stato detto, c'è un problema di valori, c'è un problema di principi, c'è un problema di idea della vita, idea dell'uomo, della centralità dell'uomo che ci differenzia da questi signori. Poi ce n'è un altro che è il grillo parlante, che è il comico che riempie le piazze e che fa i suoi spettacoli, che sono spettacoli comici, e che riesce a intercettare
la protesta riesce a intercettare il disagio, che cerca di dare voce a quel disagio, e cosa fa? Oltre la protesta non è capace di portare una proposta, e quando la proposta la porta, lo voglio dire qua dall'Oristanese, lo voglio dire qui dalla Sardegna al signor Grillo, che qualcuno, soprattutto i suoi accoliti, dicono essere un grande innovatore, propone di innovare come? Col microcredito, per esempio. Bene, noi siamo 2 passi avanti rispetto al signor Grillo, perché noi il microcredito l'abbiamo fatto in concreto, lo abbiamo fatto facendo il più grande fondo di microcredito d'Italia, dando delle risposte concrete alla nostra gente. Poi ce n'è un altro di signore, che è quello che mi fa più specie, che mi fa rabbrividire, perché continuo ad avere questa forza, non lo so dove la trovo, di vederlo, di seguirlo in televisione, ma ogni volta mi vengono sempre più i brividi. Quel signore si chiama Monti, è venuto qui da noi, è sceso dai suoi bravi, da Marche probabilmente, ed è sceso qui in Sardegna a dirci, ha detto una cosa che poi il giorno dopo ha detto anche in Sicilia: vorrei essere sardo, il giorno dopo ha detto vorrei essere siciliano, non so che cos'altro tutto vorrebbe essere, però ha detto vorrei essere sardo. Ecco, caro signor Monti, abbia pazienza, ma lei può essere tutto, forse può essere francese, forse può essere tedesco, ma tutto meno che sardo, perché non ce l'hai proprio le caratteristiche per essere sardo, sei lontano all'inizio da essere sardo. E d'altra parte, che tipo di attenzione hai riservato ai sardi? Che tipo di attenzione ha riservato ai sardi questo governo Monti? Bene, è stato detto da chi mi ha preceduto, voglio richiamare anche io qualche principio. Partiamo dall'avvertenza entrate, vogliamo partire dall'avvertenza entrate, un'avvertenza che vedeva la Sardegna creditrice nei confronti dello Stato per somme dovute per legge, e che ci ha visti costretti a ricorrere prima alla Corte Costituzionale, a vincere in Corte Costituzionale, e non è bastato, a dover mandare l'ufficiale giudiziario a Palazzo Chigi per notificare Satudenti, ma lo abbiamo voluto fare in sardo perché abbiamo voluto sottolineare con quel gesto che siamo popolo e che meritiamo il rispetto del signor Monti e degli italiani, e abbiamo dovuto attivare le vie giudiziarie per ottenere un risultato, ma non è finita. Abbiamo tentato di trovare un accordo, lo abbiamo proposto, abbiamo formalizzato la proposta sul patto di stabilità, e la risposta qual è stata? Diniego totale. È il patto di stabilità che continua a mettere in ginocchio i nostri enti locali, che continua a mettere in ginocchio le nostre imprese, che per la prossima finanziaria bloccherà centinaia di milioni del bilancio regionale che non potranno essere spesi, nonostante ci siano nelle casse della regione, per colpa di un patto di stabilità e per colpa di un diniego che il signor Monti ha dato rispetto all'accordo che noi proponevamo. Ma non è finita. Qualcuno dice che in campagna elettorale ho approfittato della campagna elettorale per proporre un ricorso, e ho così lanciato il ricorso di cui ho dato effettivamente annuncio in uno dei nostri incontri sul territorio. Era il 14° ricorso. Ebbene, a quei signori sapete che cosa dico? Che ieri, e non sono felice di questo, ho dovuto firmare il 15° ricorso. Il 15° ricorso, e sono 15. E non sono 15 di campagna elettorale, perché sono appena 2 in campagna elettorale, e prima di questi 2 ce ne sono altri 13 che abbiamo fatto, e che abbiamo fatto per tutelare le ragioni della Sardegna. Con questo ultimo che cosa fa? Lo Stato nega la possibilità di accordo sul patto di stabilità, fa la cresta come l'avevano fatta sulle imposte sui carburanti, sulle imposte sulle compartecipazioni erariali legate alle spese sanitarie, fa la cresta su quello che è il risultato dell'attività di lotta all'evasione, che anziché andare alla Sardegna come sarebbero dovute andare le imposte originariamente non pagate, va allo Stato, non si capisce per quale ragione, per quale motivo. 15° ricorso. E poi questo signore qui in Sardegna si è accorto di tante cose, perché io lo seguivo avantieri in televisione, e diceva: è stata una campagna
interessante, ho scoperto il volontariato, ho scoperto i problemi della gente, ho scoperto che c'è tanta bella gente in Italia, ho scoperto anche i cagnolini abbandonati, all'improvviso si è svegliato, non so da dove venisse, e ha scoperto tutte queste cose. Venendo qua in Sardegna ha scoperto che esiste la Tirrenia e ha detto: è un problema la Tirrenia, è un problema serio per la Sardegna, bisogna che mettiamo mano alla Tirrenia. Quello stesso signore, per il tramite del suo sottosegretario Imbrota, perché voglio fare anche nomi e cognomi, che ha combattuto la flotta sarda e ci ha denunciato in Europa e ha fatto di tutto per far chiudere la flotta sarda. Ora si accorge che esiste la Tirrenia e vorrebbe fare qualche cosa per i fatti. E poi che cosa dice? Cosa trasferisce ai suoi l'ultima illuminazione? Sapete che cosa c'è? Che la Sardegna potrebbe vivere di turismo. La Sardegna potrebbe vivere di turismo. E chi lo dice? Lo dice quel signore che ha inventato la tassa di stazionamento, che ha prodotto, c'è un articolo su Sole 24 Ore di oggi molto interessante, che ha prodotto il 38% in meno del traffico di barche in Sardegna, che ha prodotto il 60% in meno di spesa dei diportisti in Sardegna, che ha prodotto la vergogna e ha dato ancora una volta una grande opportunità agli amici corsi, che in passato hanno ringraziato Renato Soro per la tassa sul lusso e quest'estate hanno ringraziato Mario Monti per la tassa di stazionamento. Ecco, questo è il signore che vorrebbe essere sardo. Dice: mi piacerebbe essere sardo, ma non è stato affatto generoso con la Sardegna, come invece è stato generoso col Monte di Paschi di Siena, come è stato generoso con la Morgan Stanley, a cui hanno trasferito 2,5 miliardi di euro, la stessa Morgan Stanley che in Italia è diretta da un signore che si chiama Monti e che non è un caso perché Monti Junior è il figlio del signor Monti. Questo è il governo attuale, questo è il problema, questo è il vulnus che in questo momento esiste in Italia. Questo signore